Noi dovremmo pagare tutti i costi di questi gesti. Stiamoci attenti, perché questo qua non ce lo dice. Io non posso attaccare l'ingegnere Fasiolo, l'ingegnere Radici, che sono tecnici, e qui purtroppo non c'è nessuno dei rappresentanti della regione, che sono loro che hanno accettato questo, va bene? E purtroppo noi pagheremo tutto, e stiamoci bene attenti. Quindi prima di accettare così a scatola chiusa queste belle proposte, pensiamoci un attimo ed eventualmente facciamo delle nostre rilevanze. Mi dispiace, ingegnere, perché io non ho visto nessun tracciato delle comprenari che mi dica quanto io posso riutilizzare la Val Sugana come la sto utilizzando adesso. Voi state facendo un furto alla popolazione qui circostante, gli state facendo un furto, gli togliete una struttura funzionante per darla in mano a chi ci vuole speculare sopra. Marino Finozzi, assessore al turismo, ha dichiarato che la pedemontana non serve più per il traffico lavorativo, perché dice le aziende hanno chiuso. Servirà per il traffico turistico. È una pazzia. Se ci venite a dire che uno strappo così al territorio, va bene, una rovina totale del territorio serve al traffico turistico, allora siamo sulle nuvole. Perché rovinare la pedemontana significa rovinare la possibilità di turismo. Sì, va tutto bene quello che dice lei, a parte l'ultima considerazione che le chiedo di non ripetere, e su questo non commento perché non mi pare